Esce così la prima ripresa. Attenzione fuori in secondi. Seconda ripresa. Bene, così la prima ripresa. Attenzione fuori in secondi. Persa l'ultima ripresa. Vediamo così il match che si deve Rodice, Novakovic. Asia Monterazzo sopra lei a premiare. Guarda qua. Sul giocato Capuri, 2 riprese da un minuto ciascuna, nel Castoico, al boxing club opposto a Warren Battistini, boxer Pioveso. Eccolo qua, c'è un Magaraveno del commissario di riunione, questa giornata pugilistica qui a Paragione di Piove di Sacco, pugile al centro ring per il verdetto finale. Bene, abbiamo il verdetto vince l'angolo blu, un applauso anche a Marcello Polverovic, del Boxing Club.
si potrà far premiare i due pugili. Giulia Becchiato ha diriso questo match, Canguri 2 riprese da minuto ciascuna, chilogrammi 40 limite. Attendiamo Nathan Stoico, il Boxing Club, e Warren Battista Box Pioventi. Bravi, un applauso ai pugili che andranno via questo match di Canguri. Dopo questo match, ricordo, inizieranno le semifinali scommone. Quindi saranno 4 combattimenti, 4 match da 3 riprese, da 1 minuto e mezzo ciascuna. Bene, pronti per questo match di Canguri, quarto match in sparinio, 2 riprese da 1 minuto ciascuna. Prima ripresa. Era così la prima ripresa. Allora per il primo match, prima semifinale su noi, vedo prepararsi Andrea Nobile della Maidon Vicenza e Cristian Spinelli della Box Piovesi. Attenzione, fuori in secondi. Seconda e ultima ripresa.
Warren Pakistan della box biolese. Andiamo con Asia, sul ring, grazie per questa due giovani atleti, due giovani pugili. Poi inizieremo con le semifinali scuole, ovviamente. Primo match, kg 44 limiti, Andrea Nobile, opposto a Cristian Spinelli. Bene, pugile a 120, grazie per il momento finale. A quel momento incontro pari tra Nathan Stato e Warren Pakistan. Premio Asia Paparazzo. Bene, allora abbiamo archiviato il match story mio. Allora, prima di iniziare, Andrea, chiedi un attimo per cortesia. Allora, vorrei fare un grande applauso alla box biolese, a tutti i collaboratori, coloro che hanno collaborato effettivamente alla realizzazione di questa stagione pugilistica, con match spettacolari a vincenti, ricordo alle finali alle 15, alle 17. Un grande applauso alla box biolese e il comando di Piove di Santo che ha organizzato questo movimento pugilistica. Grazie. Voglio ricordare che in sala c'è anche il campione europeo, l'Unione Europea Supergallo, Luca Rigoni, e il campione olimpico Maurizio Stecca ed il campione del mondo anche Guglielmo, professionisti pesiti. Quindi un applauso a questi due atleti che hanno abilitato la loro presenza in questa linea. Grazie, passiamo alla prima semifinale su voi, 3 riprese da lunga mezza ciascuna. Giorgia è già sul ring, la nostra cartellina bolletta di queste manifestazioni pugilistiche. Prima semifinale, kg 44, Andrea Nobile, box Maidon di Vicenza, Cristian Spinelli, box Piovese. Giovanni Federico sul ring, a dirigere questo match. Allora, Andrea Nobile, box Maidon di Vicenza. E il suo antagonista Cristian Spinelli, box Piovese. Per la prima semifinale, le 4 finaliste su noi, 3 riprese per 1 minuto e mezzo ciascuno. Giovanni Federico a dirigere questo match. Bene, siamo pronti per la prima semifinale su voi. Incontrato Andrea Nobile, box Maidon di Vicenza, e Cristian Spinelli della box Piovese. Prima ripresa.
Ordine così la prima ripresa. Vorrei ricordare Sfera, il presedino Stefano Borrotto, SI, vincerato Power Engineering, carrozzeria nuova Milano Car Service, Reale Mondo Assicurazione, agente procuratore Andrea Scalisa Chiampessato, System, Star Service, costruzione linee Mirko Bortolotto e Giulio Stampi. Un ringraziamento particolare a questi sponsor che sono amici della Mano Box. Abbiamo visto. Attenzione, fuori secondi. Seconda ripresa. E così la seconda ripresa, prossimo match, semifinale scultore chilogrammi 46, siamo in peso categoria, invito a prepararsi Danilo Baldassarre della Box Unanime e Marco Penazzano della Cuba Box del Guerra. Attenzione, fuori in secondi. E la terza ed ultima ripresa.
Termina così questa semifinale schoolboy tra Andrea Nobile, box Madonna di Vicenza, e Cristian Spinelli della box Pionese. Quindi stiamo a premiare i due pugili, Enrico e Riccardo Pavà, ex pugile della box Pionese, nonché tecnico e direttore sportivo. Riccardo Pavà, facciamo un applauso a Ricchi. E abbiamo i cartellini, quindi invito i pugili a centro ring, centro quadrato per il movimento finale. Grazie. Pronti per il verdetto, vince la prova alla finale schoolboy del grado 44, l'anno rosso Andrea Nobile, box Madonna di Vicenza. Applauso a Cristian Spinelli della box Pionese. Secondo match, programmi 46, semifinale schoolboy, belli Sincanuti, a dirigere il match. Danilo Baldassare, box Dynamic, opposto a Marco Benazzante, con box del guerra. Qua Danilo Baldassare, box Dynamic, e vediamo il suo antagonista, Marco Benazzante. Marco Benazzante, tutta la box del guerra. Bene pronti per la semifinale schoolboy, programmi 46. Danilo Baldassare, box Dynamic, e Marco Benazzante, del box del guerra. A dirigerla è Sincanuti. Prima ripresa.
Era così la prima ripresa. Attenzione, fuori in secondi. Seconda ripresa. E così la seconda ripresa, prossimo match, terza semifinale sul voi, kilogrammi 90, dico prepararsi Andrea Zago della box Oliviera del 30 e Roberto Rudini della box Piovesi, terza semifinale sul voi. Attenzione, fuori in secondi. Terza e ultima ripresa.
Vedremo così il match tra Danilo Ragnassara, Box Academy e Marco Perazzato. Dopo quel momento chiamo Riccardo Ricky Pavan sul ring a premiare, grazie. Bene, pugile centro ring per il intervento finale, grazie. E vediamo il verdetto, vince nel finalista categoria Schoolboy, kg 46, inizio domani pomeriggio, Marco Perazzato, tutto questo angolo blu. E l'applauso anche a Danilo Palmessare della classe Academy. Premio Riccardo, Ricky Pavan, eccolo qua. Bene, terza semifinale Schoolboy, chilogrammi sempre 90, la seconda categoria chilogrammi 90. Andrea Zago, box IR 30, secondo posto Alberto Putili, box Piovese. Giovanni Federico sul ring a dirigere questo match e vediamo i due pugili, i contendenti sul quadrato, grazie. Andrea Zago, box IR 30. Roberto Domenico, box Piovese. Semifinale Schoolboy, anche questo match si disputerà sulla distanza delle 3 riprese, 1 minuto e mezzo. Ciascuna Giovanni Federico a dirigere questo match. Ricordo nuovamente, domani, domenica 2 aprile, inizio finali, ore 17, sempre qui al Sport Palla Junior Barbarossi di Piave di Santa. Ora anche per l'attesa, preparativi ai rispettivi angoli, e sono pronti per la terza semifinale Schoolboy. Ora poi avremo un'altra semifinale, sempre in questa categoria, Schoolboy, poi avremo match fuori programma, junior, e poi inizieranno le semifinali junior, 3 riprese di 2 minuti ciascuna per il match, e decreteranno i finalisti di domani pomeriggio di questi campionati regionali Schoolboy Junior 2023. Allora i caschetti, a comando ovviamente, devono essere collaborati e messi prima ovviamente del trasferimento sul ring, quindi è un evitare perdite di tempo perché abbiamo parecchi match in programma. Grazie.
Bene, siamo pronti. Semifinale chilogrammi 90, Andrea Zacco, box Riviera del Brenta, Roberto Butterica, box Piovesi. Prima ripresa. L'arbitro decreta lo stato del combattimento. Bene, pugile centro ring per il verdetto finale, grazie. Allora abbiamo il verdetto, vince per sospensione cautelare alla prima ripresa, lavoro rosso, Andrea Zacco, box Riviera del Brenta. Un applauso per Roberto Butterica, antagonista della box Piovese, premia il presidente della box Piovese, Andrea Scalise. Restiamo sempre nei chilogrammi 90, 40, semifinale sul poi, Amato Alessandro, New Box 2010, opposto ad Howard Stoico della Ares Boxing Club. Giulia Vecchiato dirige questo match, e andiamo dopo sul ring. Alessandro Amato, New Box 2010, Howard Stoico, Ares Boxing Club. Semifinale chilogrammi 90, 3 riprese da un minuto e mezzo ciascuno. Giulia Vecchiato a dirigere questa semifinale. Come Giorgia, la nostra cartellina regia valore di queste manifestazioni di unione pugilistica organizzate dalla box Piovese. Ultimo raccomandazione di rito da parte dell'arbitro. Siamo pronti per la quarta semifinale. Sculpore. Prima ripresa.
lo stop del combattimento. Dopo questo match abbiamo un combattimento fuori programma, prima che si svelano i junior, combattimento junior kg 54 tra Ryan Traversi della House Boxing Club e Sherwin Stepic della Box Biovese. Sul ring a premiare Andrea Scalise, presidente della Box Biovese. Per il pugile di ring, per il intervento finale, grazie. Ora abbiamo il verdetto, vince il finalista di queste categorie chilogrammi 90 Schoolboy, all'angolo blu Star Wars Strike, Italia Perso, della prima linea. Applauso per Alessandro Amato, New Box 2010. Brevi piccole pulizie al ring. Grazie Daniele. Bene, pronti per il match con il programma Junior. Numero 54, Dennis Caruti a dirigere questo match. Il pronto Ryan Traversi, House Boxing Club. E Sherwin Stepic, Box Biovese. Match fuori programma, quindi non valido per i campionati regionali. 3 riprese da 2 minuti ciascuna dirige Dennis Caruti.
Bene, siamo pronti per questo match, fuori programma, quindi non valido per i campionati regionali. Ryan Traversi alla Boxing Club, Sherwin Sterlich, Box Pioveggio. Prima ripresa. Termine consiglio, prima ripresa. Per ricordare nuovamente, Spera, il presidente del Borgolotto Stefano, SDI, Sindacato di Piove, Vigilante Engineering, Nuovo Miracle Service, era di assicurazione, agente procuratore della Scalise, Top System, Star Service, costruzione di Mirko Borgolotto e Giulio Stampe. Ringraziamento particolare a questi amici e sponsor della Box Pioveggio. Attenzione, fuori in secondo. Seconda ripresa.
Proprio così la seconda ripresa. Prossimo match la prima semifinale junior, chilogrammi 54, salirà sul ring Alex Negrandis, box Piovese e Cristian Dori, box Albignano. Quindi vedo due pugili a prepararsi per questo combattimento di questo match. Attenzione, fuori di secondi. E la terza e l'ultima ripresa. Per così il match junior fuori programma tra Ryan Traversi alla Boxing Club e Service Traditional Box Piovese. A premiare i pugili abbiamo Erika Cesarano, della Box Piovese, Erika Cesarano. Tutt'oggi e tutt'oggi. Perché vogliamo storiche prossimamente per quello. Le cartelline raccolti, bene si caduti. Buon giorno della vedova commissario di riunione Michele Albertetto, pugile al centro ring. Andiamo al verdetto, vince all'angolo rosso Ryan Traversi al Boxing Club. Preso via Sherry Stevic del campione del regionale ricordo, chilogrammi 52 del box Piovese. Medaglia offerta appunto del box Piovese. Archiviamo questo match fuori programma e passiamo alla prima semifinale junior. 3 riprese da 2 minuti ciascuna.
Vediamo chi dirigerà questa prima semifinale. Junior, limite di chilogrammi 54, Giovanni Federico, eccolo qua. Andiamo di pugili sul ring. Lo chiamo Alex De Grandis, box Dovese e Cristian Mori, box Albignano. Alex De Grandis, box Dovese. Cristian Mori, box Albignano. Semifinale junior, programmi 54 limite, 3 riprese, questa volta da 2 minuti ciascuna. A dirigere questa semifinale Giovanni Federico. Ricordano le finali, inizio delle riprese, giocatori 17. Ora siamo pronti per questa semifinale junior. Passiamo alla musica, grazie. Prima ripresa.
Attenzione, fuori in secondi. Seconda ripresa. Allora così la seconda ripresa, prossimo match, Davide Zampero, del box 2010, opposto Lorenzo Scottini della Ford Academy Belluno, seconda semifinale junior, chilometro 54. Attenzione, fuori in secondi. Terza ed ultima ripresa.
7 gradi, box Dionese e Cristian Tori per box Albignano. Tra poco conosceremo il primo finalista di questa categoria, chilogrammi 54 junior. Andrea Scalise, presidente della box Dionese, sul ring per premiare i due pugili. Grazie. Bene, pugile centralino per il verdetto finale, grazie. Abbiamo il verdetto, vince all'angolo rosso Alex Grandi, svolto mese della prova finale di domani pomeriggio, chilogrammi 54. E l'applauso del suo antagonista, Cristian Tori della box Albignano. Benissimo, restiamo nei chilogrammi 54, seconda semifinale. Sul ring stabiliranno Davide Zappeo, New Boxer 2010, Lorenzo Scuteri, Fight Academy, Bellu. Vediamo vedere giurare il referee di questo match. Giulio Vecchiato sul ring. Davide Zappeo, box 2010. Vediamo il suo avversario, il Raffaele Academy dell'1. Lorenzo Scuteri, Fight Academy dell'1. Semifinale chilogrammi 54 junior. 3 riprese, a minuti ciascuna. Giulio Vecchiato a dirigere questa semifinale. Prima ripresa.
nuova ripresa. Attenzione, fuori in secondi. Seconda ripresa. Seconda ripresa per la prossima semifinale giugno, questa volta siamo in categoria chilogrammi 57 e devono prepararsi Vlad Cosma della Cuba Box e Tommaso Padrini della Box New America Box. Era la prima semifinale chilogrammi 57. Alla sera domani pomeriggio inizio finale ore 17:05 pomeridiano. Attenzione, fuori in secondi. Vada lì! È l'ultima! Terza ed ultima ripresa. Vada lì!
l'unica di questa semifinale di Odrani 54 tra Davide Fabelli Box 2010 e Lorenzo Scuderi Calda Academy Belluno. Nel match di questo, allora chiamo a premiare i due pugili. Maurizio Stecca, campione olimpico Los Angeles 1984, campione italiano europeo e mondiale, Gubbio pesi piuma professionisti. Maurizio Stecca, grazie. Il turno anche di Tommaso Padrino, Domenica, box, semifinale junior, chilogrammi 57, 3 riprese da 2 minuti ciascuno. Tennis interrotti a vincere in questa match. Bene, siamo pronti per questo match, volete semifinale, chilogrammi 57. Prima ripresa.
Era così la prima ripresa. Attenzione, fuori in secondo. Seconda ripresa. E così la seconda ripresa. Nella prossima semifinale rimaniamo sempre nei gradi 57. Invito a prepararsi Eric Maio della Boxer 2010 e Dio Cappelletti della Boxer Maidomi Vicenza. Seconda semifinale Junior kg 57. Finali che inizieranno domani pomeriggio, ore 5 meridiane, ore 17, sempre qui al Transport, con la Junior Borgo Rosso di Piove di Sacco. Campionati regionali e Superboy Junior 2023 organizzati da Box Piovese in collaborazione con il Comune di Piove di Sacco, assessorato allo sport. Attenzione, fuori in secondi. E la terza e l'ultima ripresa.
Abbiamo detto lo stato del combattimento. Così accendono per il commento finale, grazie. Allora diamo il verdetto, vince per squalifica con rosso e Vlad Cosmo, se voi causi anche a Tommaso Pedrini, da box. Premio Dobusi il presidente della box Domenico, Andrea Scalise. Amico, le regole, guarda, bene però! Sei il cieco! Bene, pronti per la prossima semifinale, programmi insieme al 57, Giovanni Federico Sorrento per dirigere il match tra Eric Maior di box 2010 di Cappelletti, box Maior, Vicenza. Eric Maior, box 2010. Diego Cappelletti, box Maidomi, Vicenza. Semifinale chilogrammi 57, seconda semifinale, junior, 3 riprese da 2 minuti ciascuna. Giovanni Federico a dirigere questo match. Bene, poi in seconda semifinale di Dorani 57 Eric Maior, posto di Cappelletti. Prima ripresa.
Bene così la prima ripresa. Ricordo nuovamente Sfera, impresa di Stato di Portonotto, SD, Pizzola Engineering, nuova Milano Carrozzeria per Service, assicurazione Reale Voluto, agente produttore Andrea Scalisi, per il Sato Top System, Star Service, costruzione di Mirko Portonotto e Junior Strappi. Ovviamente ringraziamento particolare a questi amici e sponsor del box di Ovesio. Attenzione, fuori in secondi. Seconda ripresa. E così la seconda ripresa, prossimo match, programma il 60, prima semifinale, Marco Puxello, protagonista Rodegina, sarà opposto a Cristian Van, con la Cuba Max Guero. Attenzione, fuori in secondi. La terza ed ultima ripresa.
Ok, dopo la polizia velocissima da parte di Massimo, oggi Pavese, possiamo riprendere il match. E così termina la seconda semifinale junior numero 57 sul ring Eric Maio, box 2010, Diego Cappelletti, box Miami Vicenza, tra poco il verdetto e conoscete questo come finalista di questa categoria, chilogrammi 57. Andiamo a premiare i due pugili sul ring, il campione dell'Unione Europea pesi supergalo professionisti Luca Rigoldi, grazie. Luca Rigoldi! Pugile Centralino per il momento finale che tra poco faremo. Vediamo il verdetto, vince del secondo finalista nella categoria chilogrammi 57 all'angolo blu di Luca Cappelletti, box Miami Vicenza. Un applauso per il Caio, il box 2010. Premia Luca Rigoldi, campione Unione Europea, pesi supergalo professionisti. Abbiamo fatto il diritto per i due pugili, è stato il campione Luca Rigoldi. Bene, saliamo di categoria, chilogrammi 60. Sul ring italiano Marco Buxetto, pugilistica Roligina e Cristian Barotto della Cuba Box e Guerra. Non vediamo chi dirigerà questo match, poi vedremo i pugili a salire sul terreno. Domani pomeriggio ore 5, ore 17, finali di questi campionati regionali Schoolboy Junior 2023 organizzati dalla Box Pavese in collaborazione con l'assessorato dello sport e con il Piano di Sacco. Bene, si saluta a dirigere questo match, i pugili possono salire sul ring, grazie. Marco Buxetto, pugilistica Roligina. Sull'avversario Cristian Barotto, Cuba Box e Guerra. Bene, ultima raccomandazione di rito, la porta all'arbitro, Gianni Sincaruti, sono pronti per la prima semifinale chilogrammi 60. Prima ripresa.
Arrivare a un punto, fare impazzire se vedi che c'è quel gioco. Ciao, ci sentiamo la Così viene la prima ripresa. Attenzione, fuori in secondi. Seconda ripresa. Bene così la seconda ripresa. Prossimo match, prossima semifinale chilogrammi 60, di prepararsi Simone Armato, box Migliano e Vittorio Zanardo della Cami Center, amici di box. Ora vi ascolto un bel applauso anche alla bella, brava e simpatica Giorgia, la nostra capitana di questa serata pugilistica. Qui abbiamo iniziato Giorgia. Attenzione, fuori in secondi.
Leonardo Puxedo, Cristian Vigile e Cristian Barretto. Uno verso due. Tra poco il verdetto conosceremo il primo finalista di questa categoria, per l'appunto chilogrammi 60, categoria junior. Andrea Scarese presenta la box provese sul ring, grazie per premiare i due pugili. Bene, pugile a centro riga per il verdetto finale, grazie. Allora diamo il verdetto, vince all'angolo blu Cristiano Barretto con Seguero, la Braga Leonardo Puxedo e la Pugilistica Vigile di Cristiano Barretto, il primo finalista, categoria chilogrammi 60. Finali inizio domani ore 17, 5 pomeridiano, dove parla Giulio Borgorossi, di Piove di Sacco. Bene, passiamo alla seconda semifinale chilogrammi 60. Dopo vedremo il referee in arbitro che dirigerà questo match. Saliano sul ring Simone Armato, box Ignasico, e Vittorio Zanatta, camisetta, amici della box. Sarà Giulia Vecchiato a dirigere questo match, i pugili possono salire sul ring, grazie. Simone Armato, box al Mignasico, Vittorio Zanatta, camisetta, amici della box. Seconda semifinale, chilogrammi 60, anche questo match si discuterà sulla distanza dalle 3 riprese da 2 minuti ciascuna. Giulia Vecchiato a dirigere questa semifinale. Pronti per la seconda semifinale, chilogrammi 60. Simone Armato, Vittorio Zanatta. Un attimo, manca il medico a bordo ring. Il medico Borgorino, grazie. Prima ripresa.
E così la prima ripresa. Attenzione, fuori in secondi. Seconda ripresa. Vai che lo faccio anch'io! Ha detto! Destro! Destro, blu! Vai subito! Vai che l'hai subito! Bella! E così la seconda ripresa. Prossimo combattimento, chilogrammi 63 semifinali, quindi 6 anni di prima categoria. Invito a prepararsi Mattia Borghini dalla pugilistica Rodegina e Gabriele Negri Piozzo della box Piovese.
fuori in secondi. Vito uguale, destro, vai, vai. La terza ed ultima ripresa. Incontra, incontra, laterale. Vito, vai! Dai Vito! Dai Vito! Dai! Subito! Tiragli! Tiragli! Arbitro! Allora! Dritto! Dritto! Ed è così la semifinale dei grammi 60, secondo Massimo Leonardo, con Salvini, Vittorio Zanardo, carissimo, amici della box. Ovviamente chiamo a premiare il presidente della box privata Andrea Scarise. Sono pronti i cartellini, pugile a centro ring, grazie per il verdetto finale. E vediamo il verdetto, vince all'angolo blu, nella prova della finale, Vittorio Zanardo, carissimo, amici della box, per la presa di Simone Armato per la box, al minuto. Quindi il secondo semifinalista della categoria chilogrammi 60 e Vittorio Zanardo, carissimo, amici della box. Domani per la finale, inizio ore 17:05 pomeridiano. Si seguono i match velocemente, con tanti combattimenti. Saliamo di categoria, semifinale chilogrammi 63. Mattia Bollino, giuristica Rodicino, posto Gabriele, Metti, box Piovese. Somilia al 3 di Singaruti e di questo match.
Bene, pronti per questo match? Mattia Borghi, pugilista della decina, Gabriele Renitiozzo, box dovese. Prima semifinale, chilometri 63. Prima ripresa. Non cascare. Vai. Adesso muovete. Meglio che colpi critico. Dai là. Alla prossima, ci vediamo domani per le finali.